Vorrei ospitare qua sul palco il dottor Magia, il dottor Vincenzo Magia qua in prima fila, un fan ormai di Ziribiltaggio, è la prima volta che ci vedo. Una bellissima serata qua a San Giovanni, siamo numerosissimi. Adesso il vento ci ha un po' rinfrescato perché voi dovete sapere che siamo qui dalle 10 del mattino e quindi il nostro cervello inizia anche a fumare. Buonasera dottore. Volevo farle una domanda, visto che prima col signor Maurizio Dal Pio abbiamo parlato di ciò che l'AISM fa, quindi perché è nata l'AISM e quella che è stata la loro esperienza. Io volevo chiederle invece, visto che lei si occupa direttamente della ricerca proprio sulle malattie neurodegenerative, oggi una domanda in particolar modo sulla sclerosi multipla. Se mi può dire a che punto è arrivata la ricerca e quelle che sono le prospettive, ecco, per un paziente che oggi affronta delle cure. Intanto salve, ciao, è fantastico. La cosa bella è che molti anni fa gli ammalati stavano a casa, erano quasi esclusi dal contesto sociale. Oggi abbiamo ammalati che partecipano ai concerti, ammalati che cantano. Qui c'è un fanale tipo all'interno di Genova che mi sta cortesemente, ammalati che fanno proteste, che vanno a Roma, che vanno a fare casino per i loro diritti civili, per il loro diritto di essere e di essere presenti nella vita sociale della nostra comunità, del nostro paese, della nostra Europa, insomma. Questa è una cosa fondamentale e assoluta e non dobbiamo mai tirarci indietro di fronte a questo, perché una malattia non può assolutamente rinchiudere nessuno, mai. La ricerca va avanti e va avanti soprattutto se poi chi la controlla ha la bontà di capire che la ricerca non può essere vincolata al business. Questo è il messaggio. Ci sono molte novità, io credo che arriveremo a breve ad avere delle grosse novità per la sclerosi multipla e per tutte le patologie che vengono chiamate neurodegenerative, un termine obsoleto, però così vengono chiamate, o immunocorrelate. Ci sono delle nuove tecniche che consentono di utilizzare cellule staminali personalizzate addirittura, partendo da cellule della pelle. Questa non è una prospettiva da qui a 50 anni, questa è una sfida che arriverà a breve, che potrebbe arrivare addirittura a Cagliari, che la si sta progettando addirittura qui e che con costi ridottissimi potrebbe dare delle risposte immediate. Le associazioni devono sostenere e sostenerci. Noi che ci occupiamo degli ammalati, che ci occupiamo della ricerca, che ci occupiamo della riabilitazione, che è un'altra delle cose che io faccio, e sostenerci economicamente, ma soprattutto sostenerci psicologicamente. Cioè noi oggi abbiamo una gestione dei fondi della ricerca regionali che è una gestione personalizzata, cioè i fondi vengono dati secondo dei criteri che spesso sono discutibili, quando ricercatori sardi anche di alto livello hanno probabilmente la capacità di fare delle cose grandiose. Io mi chiedo perché devo prendere il DNA dei miei ammalati, portarlo in Canada e studiarlo in Canada quando ho la possibilità di farlo in Sardegna. Questo è il messaggio, questa è la sfida. Non ci saranno probabilmente grosse novità nei prossimi anni, però sta per arrivare una rivoluzione nella gestione della sclerosi multipla. Questa è una cosa che ormai è sicura, che ormai è certa. La rivoluzione che non è soltanto una rivoluzione di tipo farmacologico,
o legata alle tecniche di disostruzione venosa, anche se molto importante. È una rivoluzione legata alla gestione globale del malato. Stiamo iniziando a ottimizzare la fisioterapia, la riabilitazione negli ammalati, stiamo iniziando a ottimizzare l'attività motoria negli ammalati con dei risultati spesso e volentieri spettacolari. Questa è la sfida. Concludo in maniera molto semplice. Oggi ci sono gli ammalati qui che partecipano ad un concerto, forse 20 anni fa questo era impossibile. Le sfide, le grandi sfide sono sempre possibili. L'importante ed è fondamentale è crederci e soprattutto che tutti quanti partecipiamo a queste sfide senza tirarsi mai indietro. Questa è la cosa fondamentale. E grazie ragazzi per quello che state facendo. Grazie. E grazie a Sergio che è laggiù. Grazie dottor Magia, è stato molto chiaro, il suo messaggio è positivissimo e quindi lei ha detto tutti quanti, no? Quindi persone coinvolte e persone non coinvolte, perché se ci diamo una mano anche con questo tipo di iniziative forse riusciamo a ottenere più velocemente i nostri obiettivi. Un messaggio l'ha lanciato lei, forse la classe politica dovrebbe un attimino essere più sensibile, pensare magari a meno ai propri interessi personali. Siamo noi che dobbiamo gestire la classe politica, sono loro che ci rappresentano. Qua a San Giovanni abbiamo un'amministrazione giovanissima. Chiamiamolo il sindaco. Io vorrei qua sul palco un ragazzino, un mio coetaneo, Federico, dai, fermo. È un'amministrazione giovane con la quale abbiamo già ottenuto diversi risultati. Posso fare una citazione anche per quanto riguarda lo sport. Ho iniziato a praticare kitesurf e saluto tutti gli amici di Kite Sardegna a Portobotte. Ci hanno riservato un bello spazio nella zona della laguna di Portobotte dove si può praticare uno sport bellissimo, anzi vi invito ad avvicinarvi a questo sport. E questo è uno degli obiettivi che abbiamo raggiunto anche grazie alla nuova amministrazione. Buonasera Sindaco. Beh, è un'epoca in cui come per fare il Papa devi avere 90 anni, credo, no? Non parliamo di premier, un sindaco che è un ragazzino, poi magari non ha esperienza, poi per carità, no, poi figurati, però è bello. Perché ce l'hanno gli altri l'esperienza, quelli di 70 anni? Sì. Niente, vorrei dire due parole senza nulla togliere a chi mi ha preceduto. Innanzitutto vorrei ringraziare Andrea e l'associazione AISM che oggi ha voluto essere presente qua. Un grazie veramente a loro perché parlare di queste malattie è una cosa importante, la solidarietà è un valore a cui noi teniamo tanto. Io da studente universitario continuo ad ammirare i ricercatori e gli studiosi che passano gran parte delle loro giornate a svolgere la loro attività, ma con questa loro attività aiutano tante persone e veramente non smetterò mai io, ma penso anche tutti voi, di dirvi grazie veramente per il lavoro che svolgete perché aiutate tante persone con il vostro lavoro. Ad Andrea che il nostro giovane compaesano dico grazie, sono veramente un gruppo e non lo dico io ma penso che sia un qualcosa di oggettivo, veramente bravi nel suonare, ma devo dire li ammiro perché hanno portato qua sopra non solo della professionalità ma dei valori morali. Per questo ne andiamo orgogliosi, bravi per portare in giro per la Sardegna un valore come quello della solidarietà verso queste persone che non stanno male, stanno forse meglio di noi da un punto di vista delle relazioni con gli altri, perché hanno capito che non è solo importante vivere la vita in modo egoistico e personalistico, ma bisogna pensare anche ad aiutare gli altri. Per questo dico un grazie ad Andrea anche.
le sfide sono degli eventi comuni e ognuno deve fare la sua parte, chi da medico, chi da amministratore, chi con una batteria attorno. Le sfide devono essere fondamentali, non tiriamoci mai indietro. Grazie ragazzi, grazie a tutti quanti, siete fantastici. Cioè, dopo queste parole come puoi dire no, non suoniamo più? No? Questi concerti vanno fatti spesso. Rinvito qua i miei ragazzi